ce l'hanno soltanto le persone normali, le persone qualunque. Questo cuore grandissimo ce l'ha la Prologo, ce l'ha il presidente della Prologo, Elena Rauco. Questo cuore grandissimo ce l'hanno i consiglieri di maggioranza, gli assessori, ce l'ha l'assessore Vito Paciucci che da un mese lavora per questa sagra. Ma questo cuore grande, in controtendenza rispetto a quello che noi siamo abituati a pensare, ce l'hanno i dipendenti comunali, ce l'hanno i vigili urbani, ce l'hanno i cassa integrati, gli ex cassa integrati, ormai lavoratori socialmente utili. È un cuore grande che fa grande la sagra. E io, credetemi, non mi stancherò mai di dirvelo, perché non è possibile fare una sagra così grande anche avendo a disposizione tanti soldi. Con i soldi c'è una pubblicità, no? Cioè, ci sono cose che non si possono comprare. Una è la sagra della patata. E noi abbiamo la fortuna, io ho la fortuna di fare il sindaco in un paese in cui batte questo grandissimo cuore. E se mi permettete, chiudo il mio intervento, riprendo un po' l'amico Claudio del Beauty quando ci ha chiamato, ha detto adesso arrivano i politici importanti, la politica quella vera, quella che conta. Beh, io non me ne vogliano gli amici Beccarini, Antonio Cicchetti, il neo consigliere provinciale, per questo ringrazio Antonio Cicchetti perché per noi è veramente molto importante avere il consigliere provinciale per le nostre battaglie, però io non penso che la politica vera sia quella che facciamo noi. La politica vera è quella che fanno quei signori lì da una settimana, è amore per il territorio. Grazie. Paolo, grazie per queste parole, soprattutto perché sicuramente tutto lo staff dell'organizzazione